Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa linea diretta del mattino con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Un gruppo di migranti regolari è stato rintracciato questa mattina a Udine. Gli stessi, una ventina in tutto, sono stati poi trasferiti al lab all'interno della già caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine, in corso di operazioni di riconoscimento e successivo avvio per le pratiche di rito. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo in quel di Nimis perché 16 buonissime annate di un vino speciale. Anche quest'anno è stato e verrà presentato nel corso della festa della solidarietà che si svolgerà a Nimis nella cantina Ecomelli questo sabato e domani, domenica 26 giugno. Il vino di Diamo un taglio alla sete FVG, l'organizzazione di volontariato che da oltre 3 lustri sostiene l'attività del missionario colombiano Dario Laurencic in Africa da quasi 50 anni. Un vino buonissimo non solo perché per farlo uniscono le loro forze una ventina di enologi ed altrettante aziende vinicole, in prevalenza friulane, ma non solo, ma soprattutto perché grazie a questo vino, nelle prime 15 edizioni, dal 2006 al 2021, è stato possibile raccogliere ed inviare oltre 500.000 euro a Fratel Dario, che li ha impiegati per realizzare pozzi di acqua potabile e sviluppare progetti di solidarietà nel settore della sanità e dell'educazione scolastica nella regione del Turkana in Kenya ed in Sud Sudan. E adesso ci trasferiamo a Lignano Sabbiadoro perché continuano gli appuntamenti con l'autore e il vino, in questo caso la presentazione dell'ultimo romanzo di Gian Mario Villalta, Parlare al buio, che è stato presentato ieri sera al pubblico al Pala Pineta, la storica rassegna degli incontri con l'autore e con il vino organizzata dall'Associazione Lignano nel terzo millennio e presieduta da Giorgio Ardito. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni di Gianmario Villalta. Non è un romanzo, è quasi un romanzo, nel senso che i racconti sono collegati intanto dall'appartenenza a uno stesso paese, a uno stesso posto. Poi anche i personaggi ritornano a distanza di tempo e la volontà è quella di raccontare un'area dell'Italia, una realtà che è quella che passa dal mondo contadino al mondo industriale rapidissimamente e che produce in questo senso dei cambiamenti che riguardano le persone, le famiglie, il modo di vivere e tutto quanto in un arco di tempo diciamo molto ristretto, avendo anche da un lato quindi dei momenti di esplosione della vita e dei momenti anche in cui la vita insomma incontra, non dico la tragedia, ma delle difficoltà di orientamento, ecco, diciamo così. È un racconto, nell'insieme dei racconti, in cui si dice che eh, non si volevano mantenere le radici, perché il mondo che arrivava era un mondo, c'era la musica, c'erano i viaggi, c'era qualcosa che era molto più attraente e molto più bello del mondo in cui si viveva. Allo stesso tempo però perdere la terra sotto i piedi, cioè quel mondo da cui eri venuto e che ancora costituiva insomma un saldo riferimento, era doloroso. Quindi dolore per la distruzione di un mondo che era il mondo contadino e il dolore per doversi adattare a un mondo nuovo. D'altra parte la contentezza perché quel mondo finiva e la contentezza per cose nuove che c'erano da fare, insomma una contraddizione sulla quale come sempre lavora la letteratura. Bene, con questo servizio chiudiamo qui questa edizione del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane.